Ecco, siamo come le sedie, siamo tutti con le gambe all'aria. Siamo qui che cerchiamo di capire come dovremmo fare e agire per gli spazi tra i tavoli, per agire per quanto riguarda le entrate e le uscite contingentate. E le tovaglie, in tessuto o solo tovagliette di carta? È consentito l'uso del climatizzatore? E la sanificazione, come e con che frequenza farla? Sono solo un esempio dei dilemmi in cui si stanno dibattendo i ristoratori. In questo noto locale in città, giunto alla terza generazione, i 16 dipendenti sono ancora a casa in attesa della cassa integrazione. I 150 coperti nelle 3 sale prima della pandemia ora sono un lontano miraggio. Il piacere di venire in un locale, cenare, aggregarsi, festeggiare, non c'è più. I nostri clienti ci hanno già anticipato, se dovesse essere effettuata la separazione in plexiglass, ci hanno già detto che restano a casa. Ecco allora che scattano le simulazioni, metro alla mano. Non abbiamo ancora capito bene le distanze, ma comunque se dobbiamo tenere 2 metri per 2 metri in una saletta che mi portava 16 posti, 16 persone, a oggi me ne posso contenere 4. Ma la parte più gravosa ad oggi sono le bollette che non si sono mai fermate, le tasse che continuano ad essere attive. Se oggi non abbiamo la liquidità, non l'avremo neanche fra un mese. Vogliamo capire che se ce le spostate non serve a nulla, dobbiamo eliminarle?